ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, eco del fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Carissimi, pace nel Signore, buongiorno, che benedizione poter essere qui con voi stamattina, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma delle CEA Damit. CEA Damit sono le chiese evangeliche Assemblee di Dio Arca Missionaria Italiane. Vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione stamattina qui con noi. Che il Signore vi benedica abbondantemente. Vi auguro una giornata di pace, di gioia. Che il Signore sia a vostro fianco, sostenendovi in ogni necessità. Vi abbraccio, voi che siete in Italia, fuori Italia. Che il Signore vi benedica. Grazie perché siete qua con noi. Se tu non segui ancora questo canale di YouTube,
vorrei invitarti a partecipare con noi di questa famiglia. Noi siamo una grande famiglia che ci riuniamo per pregare, per imparare la parola, per lodare il Signore e qui in questo canale abbiamo tante cose edificanti che certamente arricchirà la tua vita. Quindi segui questo canale AD Arca Missionaria Italia, lascia tuo mi piace in questo video e condividi con altre persone, condividi con i tuoi amici, con la tua famiglia, perché questo è il giorno del Signore. Gloria a Dio, che il Signore sia con voi, con noi, perché se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Vorrei mandare un abbraccio, un saluto a tutti i nostri fratelli che ci vedono tramite questa diretta, quelli che vedranno dopo, quelli che ancora non mi conoscono. Io sono il pastore Victor Lopez, sono pastore delle Shea Adamit in Italia e per me è un piacere essere qui con voi nelle mattine di martedì e giovedì. La preghiera del mattino è sempre martedì e giovedì dalle 8 alle 9. Oggi abbiamo avuto un po' di difficoltà nella trasmissione. Settimana scorsa eravamo proprio in anticipo della conferenza missionaria. Non so se avete visto la conferenza missionaria, se avete partecipato in diretta, ma se non hai visto ancora, puoi vedere sulla playlist del nostro canale AD Arca Missionaria, Conferenza Missionaria 2024 e ci sono tutte le dirette della conferenza, mattina, pomeriggio, sera di venerdì, uno è il 1° novembre, e la mattina del 2 novembre. È stato veramente una grande benedizione e vorrei ringraziare a tutti i miei fratelli che hanno partecipato, che sono venuti qua a Firenze per partecipare con noi, veramente è stato di molta benedizione della parte del Signore. Vorrei mandare un saluto anche a tutti i nostri amici che ci vedono, che sono del progetto Non Sei Solo. Il progetto Non Sei Solo è un progetto missionario della nostra Chiesa dove serviamo le persone e il Signore ci ha insegnato a fare così e noi tramite questo progetto missionario noi svolgiamo la il Vangelo, l'opera del Signore. Se tu vuoi mandare la tua testimonianza, fare una richiesta di preghiera specifica, hai la possibilità di mandare su questo numero. Abbiamo questo canale dove tu puoi contattarci e così puoi mandarci la tua richiesta di preghiera, la tua testimonianza, un suggerimento e anche chi vuole partecipare del nostro gruppo di intercessione. Allora, ogni sera durante la settimana, dal lunedì a venerdì alle 10 avremo un gruppo di intercessione su Google Meet e se tu vuoi partecipare di questo gruppo sarà durante la settimana, sabato, domenica no, ma da lunedì a venerdì noi avremo questo gruppo di intercessione dove ci riuniremo dalle 22 alle 22:30 per leggere un brano della parola di Dio e fare le preghiere che il Signore ci spingerà a fare, ok? Se tu vuoi partecipare, manda su questo canale di WhatsApp la tua richiesta dicendo voglio partecipare del gruppo di intercessione. Allora ti manderemo il link di Google Meet e così ogni sera da lunedì a venerdì noi parteciperemo insieme. Va bene? Che Dio vi benedica in nome del Signore Gesù. Dovete mandare su questo canale, su questo WhatsApp, va bene? La vostra richiesta mandate in questo WhatsApp e così potete partecipare del gruppo di intercessione. Gloria al Signore.
Vorrei anche invitarvi a partecipare, a vedere, a seguire i profili di Shea Damiti nei diversi settori ecclesiastici. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono in provincia di Firenze, nel settore 1, nella provincia di Pisa, nel settore 2 e in provincia di Verona, settore 3. Che il Signore vi benedica abbondantemente. Amen. Gloria a Dio. Preghiamo al Signore, fratelli, ringraziando Dio anche per la vita dei nostri fratelli cooperatori, tutti i fratelli che cooperano, che contribuiscono, che mantengono l'opera del Signore. E quest'anno noi abbiamo il progetto missionario che è la campagna missionaria 2025. Eh, Noi abbiamo il barattolino dove noi abbiamo fatto un proposito, ognuno che ha preso il suo barattolino. Giovedì il mio barattolino sarà qui, perché così ogni preghiera noi faremo una preghiera per tutti i fratelli che hanno preso questi barattolini, questo barattolino per il proposito missionario 2025. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che partecipano di questo progetto e che contribuiscono in quest'opera. Che Dio benedica quelli che sono in Italia e anche quelli che sono fuori Italia, in Spagna, in Germania, in diverse parti di Europa e anche in Brasile. Che Dio vi benedica abbondantemente. Preghiamo, fratelli, per la Spagna, preghiamo per i nostri fratelli spagnoli che soffrono veramente un, un disastro naturale lì, terribile, ma credo che ci sarà un grande risveglio spirituale in quel paese. Preghiamo perché il Signore possa operare in Spagna, nelle città che sono state colpite da quella inondazione. La nostra condivisione, il nostro pensiero, la nostra preghiera verso i nostri fratelli spagnoli che sono in quel paese in questo momento difficile. Preghiamo per loro che affrontano questa grande difficoltà in Spagna, a Barcellona e in Valencia, in altre città di Spagna. Preghiamo perché il Signore abbia misericordia di Spagna che soffre con l'inondazione. Preghiamo per i fratelli d'Italia, dal nord al sud d'Italia, che il Signore possa benedire, che il Signore possa salvare le anime e che Dio possa rinforzare tutti i fratelli italiani, perché il campo biondeggia per la mietitura e noi abbiamo bisogno di lavoratori. Preghiamo perché Dio possa risvegliare i fratelli lavoratori dell'opera di Dio, della vigna del Signore, perché possiamo insieme portare i frutti al Signore nostro Dio. Amen. Preghiamo anche per tutti i nostri fratelli che sono nei diversi continenti del mondo, nel continente asiatico. Preghiamo per i fratelli dell'Occidente, dell'Oriente, preghiamo per i fratelli dell'Africa, preghiamo per i fratelli delle Americhe, preghiamo perché il Signore possa risvegliare la sua Chiesa nel mondo, i cristiani perseguitati nei paesi più difficili dove il Vangelo è quasi inesistente, ma preghiamo perché Dio possa rinforzare i cristiani lì, perché possa avere una grande raccolta di anime per Dio. Preghiamo in nome di Gesù. Padre Santo, questa mattina ci raduniamo in preghiera per lodare il tuo nome, con il cuore grato e pieno di gioia per tutto ciò che tu ci hai dato questo fine di settimana, questo weekend, che è stato veramente di arricchimento, di gioia, di crescita spirituale.
Veramente, Signore, abbiamo avuto 2 giorni speciali di comunione, di condivisione, di potenza di Dio. Abbiamo sentito veramente che tu eri presente lì con noi, come sei adesso in questa preghiera, e vogliamo renderti grazie, Signore, perché veramente sarebbe inutile tutto ciò che abbiamo fatto e tutta la strada che i fratelli hanno fatto per venire fin qua se tu non ci fossi. Ma la tua presenza è stata percepibile e veramente abbiamo ricevuto tantissimo, ma ti prego che adesso ciò che abbiamo ricevuto possiamo spendere, Signore, per la tua gloria. Possiamo spendere per l'avanzamento del tuo regno in questo mondo. Rinforzaci ancora perché con coraggio, audácia e umiltà possiamo espandere la tua potenza, il tuo Vangelo e la tua parola nel mondo, Signore. Ti prego che tu possa continuare con le tue mani stese su di noi, sulla nostra famiglia, perché sappiamo che tu sei al controllo di ogni cosa, Signore. So che tu sei a fare ogni cosa che a noi è diventata impossibile, ma a te niente è impossibile, Signore. Quindi ti prego di pianificare la strada, ti prego di operare, ti prego di soffiare quello vento che hai soffiato in quella valle di ossa secche e che quel vento soffi oggi in noi, ravvivando ogni cuore, alzando i caduti, rivivificando, Signore, ogni persona per la gloria del tuo nome. Ti prego in nome di Gesù, Padre, per quelli che si trovano in difficoltà, per quelli che sono in queste aree difficili dove sono state colpite dalle inondazioni, in speciale la Spagna, Signore. Ti prego per i nostri fratelli spagnoli, per tutte le chiese che si trovano lì, per i lavoratori, quelli che saranno lì a aiutare le vittime di quell'inondazione. Ti prego che tu possa consolare ogni persona che ha perso un caro suo in quell'inondazione, Signore, che la consolazione dello Spirito Santo arrivi in ogni cuore, in nome di Gesù, Signore. Ti prego di agisce, Signore, stamattina nella vita dei miei fratelli spagnoli, che un risveglio spirituale accada in quella nazione e che tu possa, Signore, portare il fuoco dello Spirito Santo nei cuori dei fratelli spagnoli e che loro si rialzino per lavorare e per proclamare le buone notizie che tu sei il Signore in questo momento difficile di perdita, di danno, di difficoltà, che loro possano vedere, Signore, che tu fai via dove via non c'è e che l'unico modo di cambiare, di essere trasformati è entrando per la porta che sei tu, Gesù, la porta che il Padre ha aperto e ci ha messo davanti perché possiamo entrare e essere saziati. In nome di Gesù, Padre, ti prego che una grande raccolta spirituale ci sia in Spagna, ma non solo in Spagna, ma in tutta l'Europa, Signore. In nome di Gesù, Padre, ti prego che tu possa operare dal nord Europa al sud Europa, all'est europeo, all'ovest europeo, che il tuo nome sia proclamato e che abbia, Signore, un grande risveglio in questo vecchio continente, perché questo continente che da dove è partita la parola, da dove tu hai fatto strada per la parola, Signore, che questo continente sia usato una volta in più per il mondo essere rievangelizzato, Signore, risvegliato in nome di Gesù, Padre. Ti prego per i paesi sudafricani, in Sudafrica, in Nord Africa. Ti prego, Signore,
per i paesi asiatici, Signore. Ti prego, Padre, per i nostri fratelli bengalesi che affrontano difficoltà, la persecuzione, i pakistanesi. Signore, ti prego per tutti i fratelli che sono in Gaza, in tutti i paesi, in Giordania, in Israele. Ti prego, Signore, che tua buona mano sia su di loro e che tu possa fermare ogni conflitto e che tu possa stabilire la pace e che tu possa stabilire soprattutto il tuo trono. Regna, Signore, sui popoli del mondo, sulle nazioni. Ti prego per le Americhe, per Nord America, per Centro America, per Sud America. Signore, in nome di Gesù, per le chiese, per i pastori, per tutti i missionari che sono nel campo, ti prego, Signore, di sostenerli in nome di Gesù, Padre, che tu possa operare nella vita dei missionari, delle chiese, dei pastori, nella vita dei cristiani nel mondo, quelli che soffrono la persecuzione. Ti prego, Signore, per la Corea del Sud, dove c'è la chiesa più grande del mondo. Ti prego, Signore, per quella chiesa, per i pastori di quella chiesa, per i cristiani di quella chiesa. Ti prego che tu possa, Padre, tramite loro risvegliare il mondo, Signore. Ti prego per la chiesa che c'è in nord della Corea, Signore, in Corea del Nord. Ti prego per i cristiani perseguitati, ti prego per i cristiani che sono in Cina, ti prego per i cristiani che sono in Giappone. Signore, abbi pietà di questo tuo popolo che soffri. Ti prego per Firenze, Signore. Ti prego per questa città, Padre, in nome di Gesù, Signore. Io sono in questa zona qua di Porta al Prato, in centro di Firenze, che ho fatto stamattina un sopralluogo spirituale. Signore, tu puoi restaurare questo paese, questa città, come da Firenze, come ho ricevuto quella profezia, che da Firenze è uscita la lingua italiana, ma è da Firenze che partirà il risveglio. Ti prego, Signore, che tu possa usarci potentemente, perché la tua gloria sia sparsa in questa Italia e che l'Italia ritorni ad essere un vivaio missionario. Oh Signore, abbiamo bisogno di essere rialzati, abbiamo bisogno di metterci in piedi, Signore, di essere in piedi, in marcia, perché l'Ovest, l'Est e Nord Europa hanno bisogno di noi. Italia, Albania ha bisogno di te. Italia, Romania ha bisogno di te. Italia, Slovenia ha bisogno di te. Italia, Norvegia ha bisogno di te. Italia, Germania ha bisogno di te. Italia, Svezia ha bisogno di te. Italia, Danimarca ha bisogno di te. Italia, Regno Uniti ha bisogno di te. Italia, Europa ha bisogno di te. Italia, 1023 comuni che sono in te hanno bisogno di te. I tuoi figli hanno bisogno di te, Italia. Signore, risveglia nelle città quel credente che un giorno ti ha servito, che un giorno ha partecipato del gruppo giovanile, che ha fatto evangelizzazione, che ha partecipato del volontariato della sua chiesa, ma che oggi è a casa fermo, che non c'è più voglia, gioia. Signore, queste voci di predicatori che un giorno hanno predicato la parola, ma che si sono fermati.
Signore, alza quest'uomo di Dio, questa donna di Dio, perché siamo all'ultima ora, Signore. Siamo negli ultimi tempi e abbiamo bisogno di avanzare nell'evangelizzazione, nella proclamazione, nello studio della tua parola, nel risveglio spirituale, nella potenza dello Spirito Santo. In nome di Gesù, Signore, ti prego. Ti prego per questo fratello, per questa sorella, che non so dov'è in questa mattina, se è a casa, se è al lavoro, se è in ospedale, se è in carcere. Dio Santo, tu sei colui che opera potentemente. Tu puoi togliere quel fratello che si è deviato, che ora è nella prostituzione, che è dipendente di droga. Signore, tu puoi liberare quest'uomo, questa donna, in nome di Gesù, questa depressione. Soffia in questa mente il vento di rinnovamento. In nome di Gesù, mente sia rinnovata. Nel nome di Gesù sia rinnovata. Mente stanca, oppressa, malata. In nome di Gesù sia liberata, rinnovata, restaurata. Soffia questo vento, Signore, di restaurazione, di rinnovamento, perché questa donna, quest'uomo si alzi e oggi mi chiami e dica: pastore, eccomi qua, dove servirò, dove posso essere utile. Io voglio servire il Signore, io non voglio dare una mano, io voglio servire il Signore. Padre, alza un gruppo di intercessione in ogni base. Io vorrei impiantare un gruppo di intercessione, Signore. Ti prego, Padre, che questo gruppo si sviluppi. Questo gruppo, Signore, sia sviluppato, come in Brasile abbiamo quel gruppo di intercessione tutta la giornata, che possiamo avere, Signore, qui questo gruppo di intercessione, Padre. Tu puoi fare tutto perché tu sei Dio di là e sei Dio qui, Signore, e niente è impossibile a te. È la potenza dello Spirito Santo, è la preghiera che porterà il risveglio, è l'evangelizzazione tramite la preghiera. Opererà nei cuori e porteranno le persone in chiesa, e riempirà il cielo di anime per la tua gloria, Signore. Ti prego in nome di Gesù che questi miei fratelli siano rinforzati, siano rinnovati, siano restaurati, che stamattina tu possa soffiare nei cuori che si trovano tristi, che sentono una tristezza. Soffia, Signore, soffia lontano questa tristezza, questa amarezza, questa angoscia, questo disturbo. Riempi di Spirito Santo questa tua serva, rinnova adesso questa donna, Signore, quest'uomo, perché possa essere strumento potente di nuovo nel tuo regno. In nome di Gesù, Padre, ti prego stamattina che tu possa operare potentemente stamattina tramite la preghiera che siamo qua a fare, perché noi, Signore, siamo qui per un proposito e credo, Signore, che una cosa grandissima succederà. Ti prego per il vivaio missionario, ti prego, Signore, per questo nuovo progetto di scuola biblica nelle chiese. Signore, in nome di Gesù, Padre, ti prego che possiamo sviluppare questo progetto in ogni base missionaria, perché possiamo avere i fratelli rinforzati, ma non solo in preghiera, ma in digiuno, perché è con digiuno in preghiera che potremo resistere il diavolo, ma è con la parola che noi lo combatteremo. Digiuno e preghiera per resistere, ma la parola è la spada. Con lo scudo della fede, Signore, che possiamo rivestirci di tutta l'armatura tua per restare saldi contro le insidie del diavolo. In nome di Gesù, Signore, ti prego, sia con noi stamattina. Ti prego per ogni base missionaria. Ti prego, Signore, per tutti i nostri fratelli che si danno da fare, i nostri fratelli che ti servono in ogni base missionaria. Abbiamo bisogno di più operai, Signore. Manda operai, diaconi. Manda, Signore, diaconi per la tua opera. Abbiamo bisogno
di questi fratelli, di uomini per guidare le basi missionarie, Signore. Abbiamo bisogno di uomini per servire nelle basi missionarie. Abbiamo bisogno delle donne, Signore. Ti prego, Padre, in nome di Gesù, Padre, che tu possa farci vedere questo progetto e che tu possa svilupparlo nella nostra vita, in nome di Gesù, Signore. Ti prego per quelli che si trovano malati, che tu possa, Signore, visitarli oggi con una visita speciale, non quella visita del dottore che va a vedere e dice prendi ancora questo farmaco, prendi ancora questa medicina, fa questa cura. Signore, che sia stamattina la visita che hai fatto alla casa di Pietro e hai guarito la suocera di Pietro che aveva la febbre. Stamattina soffia fuori del corpo di quest'uomo e di questa donna questa infermità. La sgridiamo in nome di Gesù, infermità, via di questo corpo, di questo organo, in nome di Gesù. Ti sgridiamo via in nome di Gesù. Padre, ti prego di operare e che sem prodigi e meraviglie accadono, succedono, che tu possa provvedere per ogni bisogno della tua opera, del tuo regno, del tuo popolo. Continua con noi, Signore, in nome di Gesù, in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria al Signore. Fratelli, leggiamo la parola stamattina. Salmo 20. Salmo 20. Che gioia, fratelli, essere qui con voi. Una meraviglia. Lasciate il vostro mi piace, non dimenticare. Non andate via prima che finiamo la lettura biblica. Aprite la vostra Bibbia e leggete con noi. Salmo 20. Salmo 20. L'Eterno ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe ti metta al sicuro in alto. Ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Amen. Ti dia secondo quel che il tuo cuore desidera e porti a compimento ogni tuo progetto. Amen. Noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. L'Eterno adempia tutte le tue richieste. Ora so che l'Eterno salva il suo unto, gli risponderà dal suo cielo santo con la forza salvatrice della sua destra. Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro Dio. Quelli si sono piegati e sono caduti, ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi. Salva, o Eterno, ci risponda il Re nel giorno in cui grideremo. Alleluia. Amen. I tuoi progetti dove sono? In che mani sono? In mani di chi sono il tuo progetto? I tuoi progetti. Stamattina nel versetto 3 mi colpisce che dice: si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Alleluia. Quando Dio ha visto l'offerta di Abele, gli è piaciuto. Alleluia. Dio piace quello che stai facendo per Lui? Perché a volte noi facciamo ma non facciamo bene. A volte noi diciamo io faccio, ma non facciamo bene. Possiamo fare meglio. Perché quando Lui si ricorderà delle tue offerte, del tuo sacrificio, che Lui possa piacere
quello che hai fatto e non rifiutare. Che Dio ti benedica, ti auguro una giornata benedetta nella presenza del Signore, lascia tuo mi piace, se tu ancora non sei iscritto in questo canale ti iscrivi, mancano 100 persone per arrivare a 1000 iscritti e noi contiamo su di te per arrivare a questo numero. Condividi con i tuoi amici, voi che siete fratelli qua in Italia, condividete questo canale e partecipate sempre con noi della preghiera del mattino, martedì e giovedì alle 8. E se tu vuoi partecipare del gruppo di intercessione di sera sulla piattaforma Google Meet, scrive a noi sul numero di WhatsApp, in questo numero di WhatsApp, e così ti includerò nel gruppo di intercessione e ogni sera, da lunedì a venerdì alle 10, noi parteciperemo di questa preghiera. Dio ti benedica, buona giornata, in nome di Gesù, nostro Signore. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione.